Grazie mille per aver invitarmi a questo festival. Mi dispiace per il mio italiano, anche io, è la mia terza lingua, è la mia prima volta che io presento qualcosa in italiano, devo dirlo. Allora, studiare il sardo non è utile, andiamo. Allora, io volevo iniziare un po' questa presentazione con un'analisi di che cosa capisciamo con la parola utile quando parliamo di una lingua, ok? Allora, c'è per me tre aspetti, tre dimensioni quando parliamo di una lingua utile. Allora, nell'aspetto mercificante, l'apprendimento di una lingua è vissuta come un investimento per un cambiamento positivo del status sociale o professionale. E la lingua a questo punto è ridotta a un codice linguistico che deve essere imparato senza reale connessione con la cultura o la società di questa lingua. Ovviamente potete vedere questo aspetto da diverse fonti. Improve your salary and career by speaking a second language, right? Want to make 263,000 a year, learn this language. All those, questi argomenti potete vederlo un po' dappertutto. Il limite ovviamente di questo aspetto è che la scelta della lingua da studiare è imposta dal mercato economico globale. Il secondo aspetto è l'aspetto romantico, che mi piace molto perché sono romantico, però da questo aspetto le lingue in generale, la loro natura, nella loro lettura, le lingue hanno un valore intrinseco e inalienabile. La lingua diviene un ricatto privilegiato di una cultura e di un'identità etnica nazionale. Ok. Ci sono, è anche un aspetto molto conosciuto e penso che dappertutto, che sia in Francia, in Germania o in Sardegna, possiamo trovare questo aspetto dell'utilità di una lingua come ricettacolo della cultura. A volte parliamo dell'alma francese, l'alma tedesca, eccetera. Ci sono limiti. Mi piace molto questo aspetto, però ci sono limiti. Per l'aspetto romantico, la lingua è espressione di un'identità radicata, ok? L'alma. Però questa rappresentazione ignora anche i processi storici, sociali e politici che la formano, ok? Questa identità non è un'identità fissa, è un prodotto anche dei processi sociali e storici. E ultimamente è un aspetto che può essere interpretato come ideologico, perché funziona su idea della nazione, dell'identità, della cultura, e abbiamo diversi modi di capire che cosa è la nazione, che cosa è la cultura, eccetera, eccetera. E quindi è meno unificante, perché io posso avere un'altra visione della nazione, perché io posso avere un'altra visione della cultura. Questo aspetto romantico è un po' unificante. Ok. Il terzo è l'aspetto cognitivo-linguistico. Recentemente tende a sostituirsi all'argomento romantico. Potete vedere questo aspetto un po' più, un po' dappertutto anche. Allora, questo segue lo sviluppo degli studi sul bilinguismo o il multilinguismo e le conseguenze cognitive di esso. Come l'argomento cognitivo-linguistico può aiutare le lingue minoritarie? Beh, prima è scientifico
è basato su esperienze, evidence-based, e copre una grande diversità di studi e di temi, permette di oltrepassare il linguismo statale. Voglio dire qui che questi studi fanno la promozione di una situazione dove la gente non parla solo una lingua, ma due o tre. Risponde all'ansia dei genitori, sì, dobbiamo pensare anche ai genitori. Quando parliamo di utilità, generalmente è questo. Perché i genitori pensano al futuro dei figli e dicono forse è più utile di imparare l'inglese. Questo lo vedremo infatti un po' a questa ansia dei genitori. E poi permette di pensare anche l'identità in maniera un po' più complessa e parleremo di questo un po' dopo. Allora io voglio parlare un po' delle cose che io faccio o che ho fatto in America. Allora ho creato questo corso di linguistica delle lingue romanze e intercomprensione in questa università, piccola università, per Spring 2022. L'obiettivo accademico di questo corso era di sviluppare la conoscenza teorica delle lingue romanze, studiandone le basi della politica storica e della grammatica comparativa. E poi sviluppare le competenze di lettura in diverse lingue e l'aspetto intercomprensione. Allora gli studenti hanno imparato a leggere francese, in spagnolo, in portoghese, italiano, catalano e sardo. E poi il terzo obiettivo era di sviluppare la fiducia in se stessi, l'autostima e la loro identità di parlanti di lingue straniere al di là della loro L2 o L3. Io voglio dire che la cosa che era importante per me è che gli studenti si identificano non solo sono parlanti di francese, ma sono parlanti di lingue romanze in generale e avere una visione un po' più larga che solo la lingua che io parlo adesso. Il prerequisito per questo corso era la conoscenza di almeno una lingua romanza di livello B1 o B2. Allora, intercomprensione e lingue ponte, il stato nella classe. Allora, nel questo tipo di classe ovviamente tutte le lingue, ogni lingua ha la sua utilità. Io voglio dire che perché il spagnolo, il francese, il portoghese e il sardo sono figlie del latino e fanno parte della famiglia delle lingue romanze, non c'è una priorità finalmente al francese sul sardo, per esempio. Mostrano diversi funzionamenti di lingue romanze e hanno anche una comunità, io voglio dire che hanno cose in comune. Allora io posso parlare sardo e c'è qualcosa in comune anche con il francese, con il spagnolo e io posso trasferire questa conoscenza da una lingua all'altra, ok? Allora, il sardo è stato studiato come tutte le altre lingue, gli studenti hanno letto 1 o 2 articoli in sardo a settimana e in totale tra 16 e 24 testi giornalistici o accademici in sardo. La letteratura è un po' più complicata ovviamente, quindi il tipo di testo è giornalistico o accademico. E poi il corso basato sulla incorporazione di lettura non ha differenziato le varianti. Ovviamente il corso è basato sulle cose che le lingue romanze hanno in comune. Quindi non c'è bisogno di fare una differenza tra le varianti, infatti, ok? E infatti... non mi ricordo avere un studente che ha notato una differenza. Per l'esame finale il sardo era una lingua obbligatoria. Gli studenti dovevano scegliere tre lingue, 3
ok, per l'esame finale, però il sardo è la quarta. Ok. Oh, non funziona. Oh. Boh, ok, vabbè. No, è che è venuto questo articolo sulla mia classe sull'Unione Sarda e poi era un po' divertente di vedere i negativi della gente. Mi ricordo in particolare qualcosa che ho molto apprezzato, qualcuno che diceva spero che questo professore farà qualcosa di più interessante nella sua vita. L'ho trovato che era la più bella, infatti. Ah no, è solo qui. Gli servirà molto nella vita del Kentucky come imparare a suonare il flauto alle elementari. Ma che senso ha insegnare il sardo nel Kentucky? Poi quello è sardo, eccetera, eccetera. Ok. Purtroppo i corsi universitari spesso si declinano in cose inutili. C'è anche questa nozione di essere utile o inutile. Mi fa ridere, mi viene da ridere, i Sardegna molti non lo capiscono e tanto meno lo parlano. E si dirà fondamentale. E auguro al professore di fare cose nel proseguo della sua vita. Io non voglio fare qualcosa di più utile, infatti. Allora, invece il feedback degli studenti. Allora, ho fatto ovviamente una selezione di questo feedback. Avevo chiesto di scrivere infatti abbastanza molto per avere un po' di feedback su questo corso. Però ho provato di organizzare un po' questo feedback. Allora, c'erano feedback su lo sviluppo cognitivo. Lo studio del sardo mi ha aiutato molto a sviluppare la fiducia nella mia capacità di lettura. Questa maggior fiducia mi ha permesso di leggere più velocemente poiché non ero così concentrato sulla comprensione di ogni singola parola. Mi ha piuttosto sul contesto generale e potevo fare inferenze più consapevoli sulle parole senza ripensarci. C'erano anche cose sulla fiducia in loro stessi, anche se all'inizio era scoraggiante, soprattutto il sardo. Ora non vedo l'ora di sfidare le mie capacità di intercomprensione, qualsiasi lingua romance, anche quelle che non abbiamo studiato. Sento di aver acquisito competenze nelle mie tre lingue di studio, catalano, portoghese, italiano e forse anche nel sardo. Espansione della loro identità, la cosa che in inglese si chiama global citizenship, l'ampia interazione con i testi in italiano e in sardo nel corso dell'intero semestre mi ha fatto venire voglia di esplorare queste lingue al di fuori della classe e di informarmi in modo diverso da quello scritto. Ho iniziato media e musica sarda. Questo mi ha aiutato a sviluppare la mia capacità di prendere la lingua parlata a livello di conversazione. E finalmente, conoscenza del contesto culturale. Questo ha anche fornito un contesto culturale per le lotte per il riconoscimento delle lingue regionali, come il sardo, contro le lingue nazionali dominanti, come l'italiano, nonché per i problemi legati alla standardizzazione. Allora, se è utile per gli stranieri, non so. Allora, ovviamente è utile, particolarmente se pensiamo al bilinguismo. Gli studi sul bilinguismo hanno dimostrato che le persone lingue manifestano maggiori flessibilità cognitiva, capacità di concentrazione, memoria, capacità di comunicazione, controllo inibitore e rapide a prendere decisioni giuste o precise. Ovviamente è utile. Io penso anche che forse c'è un argomento a creare sul calcio, no? Sì? Si dice calcio, no? Su questo aspetto, non so,
imparare il sardo e divenite migliori al calcio, cose così. Le persone bilingue hanno più facilità ad imparare un'altra lingua, particolarmente se appartiene alla stessa famiglia. Allora, questo è solo la conseguenza di conoscenza delle strategie che funzionano per loro. Dipende dalle persone, però io so per esempio che io sono molto visuale, c'è altre persone che devono ascoltare molto di più. Quando hai fatto questo lavoro di indicare che cosa funziona per te, non hai bisogno di fare questo aspetto per un'altra lingua. Anche c'è lo sviluppo delle competenze metalinguistiche. Quando hai imparato una lingua, ovviamente hai questi modi, sai prima che cos'è un verbo, che cos'è una congiugazione, come funzionano i pronomi, eccetera, eccetera, e hai questa conoscenza sulle lingue in generale. E poi tra le lingue della stessa famiglia, ovviamente, quando parli il sardo, è più facile di imparare il francese se pensi un po' alle cose che fai. E quindi è ovvio che studiare il sardo è utile, se a livello cognitivo, ma anche per imparare altre lingue. Sviluppo della fiducia in se stessi, autostima. Studiare il sardo permette di costruire una fiducia per essere capaci di imparare una lingua. Ovviamente questo dipende anche della mia capacità a capire che io sono parlante di un'altra lingua. E tutto uno sforzo forse a fare, a riconoscere questa lingua non solo come un variante, non solo come una lingua, ma propriamente una seconda lingua. E poi costruzione dell'identità. Allora, gli studi su seconda lingua mostrano anche che una lingua si impara facilmente quando l'apprendente si identifica nella lingua studiata. Voglio dire qui che è più facile per me quando posso identificarmi come, per esempio, io voglio imparare il sardo, che è vero. Ovviamente è più facile per me quando ho amici che sono sardi, quando io trovo cose interessanti nella cultura, nella società, per identificarmi come parlanti di questa lingua, ok? Importanza cruciale di avere una presentazione positiva e contemporanea della lingua sarda per i più giovani. Ovviamente questo dipende di questo. Per avere parlanti giovani, i parlanti devono identificarsi a una cultura che trovano interessante. E imparare una lingua permette di immaginarsi di far parte di una comunità più globale. Qui possiamo infatti ritrovare un po' l'elemento romantico, ma non a livello di una politica, però a livello immaginario. Quando io parlo inglese, quando io parlo francese, quando io parlo il sardo, una comunità immaginaria. Non vuol dire che non è vera, ok? Ma io faccio parte di questo gruppo, che è un'immagine, ma un'immagine che è importante per me. Ok, allora, e l'inglese allora? Ovviamente io non voglio essere ipocritico, la mia presenza qui dipende dal fatto che io parlo inglese. E quindi imparare il sardo sarebbe un mensonge di dire che imparare l'inglese non è importante, però io penso anche che il sardo infatti può aiutare a imparare l'inglese. Allora, volevo dire che passa infatti tra le diverse fasi che ho identificato un po' prima. Allora, prima l'identificazione alla lingua sarda. Immagino un po' un bambino che deve imparare diverse lingue. La prima che dovrebbe essere imparata, infatti, è il sardo. Ok, perché è la più prossima, è la lingua con cui il parlante il bambino può identificarsi il più facilmente. E quando hai imparato già questa lingua, diviene più facile per imparare
un'altra lingua che sia l'inglese o il spagnolo, il francese, eccetera, eccetera, eccetera. Io devo dire, prima di finire, che quando ho iniziato a fare questa presentazione mi dicevo sempre io non voglio essere ipocritico perché la mia presenza infatti dipende dal fatto che io parlo inglese. Poi recentemente, 2 giorni fa, mi sono detto ma infatti se sono qui oggi è anche perché ho studiato il sardo. Grazie.